Oggi c'è stata una tavola rotonda sul tema dell'accoglienza che rientra all'interno di un progetto specifico che voi come comune avete curato. Ci può un po' spiegare il tutto? Sì, diciamo che questo progetto è una parte di un'iniziativa nata ancora prima della pandemia, quando avevamo deciso di incontrare gli operatori turistici per raccogliere un po' le informazioni, le necessità e cercare di portare una soluzione, un'idea di quello che poteva essere il turismo. Non nascondo che questa è stata un'occasione ghiotta, diciamola così, colta a inizio anno su iniziativa nostra, del nostro consigliere, ma soprattutto in collaborazione con Proloco, Lago Film Fest, con vari operatori anche privati, e quindi per cercare di partecipare a un'iniziativa che è quella appunto di Borghin Festival, che prevedeva la concessione di un contributo per stimolare sostanzialmente il turismo, la realtà, dare stimolo insomma al territorio. E cosa è successo? Abbiamo partecipato a questo bando e con molta soddisfazione, specialmente per le idee che sono emerse da parte sia di Proloco, di Lago Film Fest, che poi sono stati i curatori di questa iniziativa. Siamo risultati vincitori come unico comune singolo, e quindi l'intento era proprio quello di utilizzare questo strumento per dare un po' di stimolo al turismo, alle iniziative e alla conoscenza anche del territorio. Da questa mattinata, quali sono i punti cruciali o più rilevanti che sono emersi? Avete già qualche idea su come procedere con altre iniziative? Ma allora, l'intero progetto dello Shit Festival voleva essere esattamente quello di raccogliere le stimolazioni, i risultati delle stimolazioni della consapevolezza collettiva, come l'abbiama definita, e sicuramente quello che è emerso dall'incontro di oggi è come l'accoglienza e il miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta turistica sia in realtà un'attività che riguarda l'intera comunità, non solo gli albergatori, i ristoratori o i commercianti, ma i cittadini, le associazioni e gli enti locali. Quindi è in quest'ottica che, partendo proprio dalla mappatura che abbiamo fatto e che abbiamo presentato questa mattina di quelle che possono essere le attrazioni del futuro, quelle del presente e anche quelle del passato, tangibili e intangibili, perché poi un aspetto interessante come per esempio quello legato all'autenticità o all'aria buona, per esempio, un concetto molto semplice, sono tutte cose che sono emerse e che noi il lavoro di sintesi di questo progetto verrà poi pubblicato sul sito dello Shit Festival, e vorremmo che fosse non un punto di arrivo ma un punto di partenza per la progettazione condivisa del futuro. Questa è una tappa, conclusiva di questo progetto in realtà, e quindi si conclude un po' oggi con questo convegno e soprattutto poi con l'inaugurazione della panchina gigante oggi pomeriggio. Ma in realtà è una tappa partita molti anni fa, nello specifico con Proloco di Revine Lago abbiamo iniziato 17 anni fa con il Lago Film Fest, che non è solo un'attività culturale, ma è un processo che cerca di stimolare la consapevolezza collettiva, quindi sicuramente ci sono prossimi appuntamenti, nel concreto non so darvi ancora appuntamenti precisi, ma ci sono molte attività in caldo, ovviamente la nostra progettazione non si ferma ma continua pian pianino, un po' come abbiamo sempre fatto in questi anni, cercando sempre di stimolare il dialogo, l'incontro e l'inclusività. Ovviamente lavoriamo in un territorio particolare, siamo un po' montanari magari di primo acchito, però abbiamo un cuore grande, quindi per noi questa cosa di oggi legata molto all'accoglienza è legata anche a questo tipo di attività, ok? Quindi cercare di creare nuovi momenti di aggregazione, nuovi momenti di insieme per cercare di stimolare la crescita della comunità, perché deve essere una comunità che dialoga costantemente e che quindi progetta insieme. Siamo una piccola comunità in realtà, quindi ovviamente non abbiamo grandi numeri, ma abbiamo tanta voglia di fare e continuare.